Per guida ai campionati siamo con Alice Casagrande. Alice, ci hai lasciato a Bearzi con un'espulsione, costata cara, hai saltato la partita col Marcon, oggi sei rientrata in campo e un gol tuo ha permesso il pari e poi la vittoria con Cisotto. Sì, diciamo che ho recuperato un po' l'espulsione con questo gol e ci serviva perché non riuscivamo ad impostare il gioco. È arrivato su cross perfetto e poi ci siamo un attimo riprese e siamo andate avanti. Parlavamo con Mister Fattorell, 80 minuti di sofferenza per trovare una vittoria che magari è larga, visto com'è andata la partita. Sì, larga, anche con un uomo in più non riuscivamo a farci vedere, a giocare. E sono state brave loro, non hanno mai mollato, insomma ci aspettavamo una partita difficile, così è stata e per fortuna siamo riuscite a portare a casa i 3 punti. L'assenza di Da Rossa e Da Re ha condizionato secondo te la partita? Sicuramente al centrocampo si sentiva la mancanza, però sì, ma abbiamo gente che riesce benissimo a sostituire chi non c'è per un motivo o per l'altro, come abbiamo visto anche domenica sì, nell'ultima partita. E niente, per fortuna è andata bene. Domenica prossima si va a Iesi. Sì, un'altra trasferta difficile perché loro sappiamo che in casa sono abbastanza, sì, sono forti insomma, adesso andando avanti saranno tutte delle guerre, quindi puntiamo sempre in alto. Mister Fattorell, oggi una gara veramente difficile per la tua squadra. Beh, siamo venuti a Reggio Emilia che sapevamo di trovare una squadra giovane ma molto brava, l'avevo già vista. Loro si muovono bene in campo, io avevo un po' di defezioni, ma anche se le ragazze che hanno sostituito le titolari secondo me sono state brave. Purtroppo abbiamo sbagliato troppi gol, soprattutto anche nel primo tempo. Sei rimasto sulle tue utilizzando ancora il 4-3-3 che forse magari oggi, viste le assenze, si poteva utilizzare un 4-4-2, ma questa è una nostra opinione ovviamente. Sì, andavo male a cambiare modulo perché anche se mi mancavano alcune giocatrici, andavo male a cambiare il modulo perché non sono abituato, perché non l'abbiamo provato. Ho mantenuto questo modulo e ho visto che nonostante tutto abbiamo fatto bene lo stesso. 80 minuti di sofferenza, poi 2 calci d'angolo hanno risolto la partita. Sì, come ho detto prima, i calci piazzati sono importantissimi, soprattutto quando non riesci a concretizzare le palle gol che abbiamo. E speriamo di sfruttarne anche in altre partite, questi calci piazzati. Ringraziamo Mister Fattorell. Grazie a tutti voi, buona serata. Golfo, Mister. Bene il primo tempo, anche se lei mi ha detto che avete giocato male la peggior partita, il peggior primo tempo dell'anno. Poi però avete subito la rimonta del Vittorio Veneto. Sì, no, nel primo tempo intanto faccio i complimenti al Vittorio Veneto perché è la prima squadra che ci mette così tanto in difficoltà, quindi il primo tempo noi abbiamo fatto molta fatica anche per merito loro, poi il risultato sì ci vedeva insomma avanti per 1-0, però insomma il gioco della mia squadra non mi è piaciuto molto nel primo tempo, nel secondo è stato secondo me condizionato un po' dall'espulsione del portiere, che però insomma ci sta, fa parte del gioco. Le ragazze sono state brave perché seppur in 10 secondo me hanno giocato meglio nel secondo tempo, riuscendo a giocare la palla il più possibile, a tenerla lontano dalla nostra metà campo e insomma i 2 gol sono venuti su 2 calci d'angolo e alla fine speravo qualcosa in più, anche se poi il risultato è sempre il campo dà sempre il risultato giusto. Avete giocato martedì in Coppa col Verona, oggi incontrare la capolista non era semplice, quindi come dicevi. Ma sì, però non mi piace avere alibi, ecco. Diciamo che col Verona le ragazze hanno fatto una bellissima partita, sicuramente hanno speso energie non solo fisiche ma anche nervose, però insomma poi ho visto nel secondo tempo una grande reazione anche dal punto di vista fisico, quindi
potevamo, ripeto, almeno prendere un punto secondo me, perché nell'arco dei 90 minuti un pareggio forse sarebbe stato più giusto. Però ripeto, la squadra del Vittorio Veneto è quella che finora mi è piaciuta di più nel primo tempo. Domenica salite a Marcon, però vi mancherà il portiere. Ma noi abbiamo un ottimo secondo portiere, secondo, che poi negli anni passati hanno giocato entrambe tanto tutte e due. Quest'anno ho fatto la scelta di far giocare, diciamo, la Alice Lugli più in primavera perché è meno pronta fisicamente, però ha grandi qualità anche lei, tecniche, per cui ho molta fiducia e non credo che questo ci condizionerà. Anzi, spero solo che la squadra recuperi energie fisiche e mentali e che riesca a fare qualche punto, perché al di là dei tanti complimenti che riceviamo è importante anche fare dei punti, perché la classifica piange un po'. Ringraziamo mister Astolfo. Grazie, grazie a te.